consigli, a volte bisogna anche ritornarci più e più volte. Pensate un po' che la direttrice ha detto, la mia passione sulla Divina Commedia. Pensate che per imparare il secondo canto dell'Inferno ci ho impiegato 5 mesi. 5 mesi, quasi una pazzia per la direttrice, alla fine che te lo fa fare. E quello era bellissimo, capito? Quindi un po' quello che mi ha colpito, all'inizio per esempio non mi ha fatto impressione, poi a un certo punto ci sono ritornate, poi ritornate, poi ritornate, e infine ho capito che veramente era importantissimo. Era una storia di quel re. Come tutte le fiabe sapete che cioè, non è una fiaba dei fratelli Grimm oppure di Andersen, poeta danese, è una poesia siciliana, perché mi diceva il professore De Cole che l'hanno recitata al Politeama in Palermo. Ed era la storia di quel re, Befè, biscotto e menì, caviglia una figlia, la figlia, biscotto e menì, la figlia, biscotto e menì, gli annaccietto di figlio, biscotto e menì. Un giorno ci volava, allora lo re, Befè, biscotto e menì, comandante si fa sopra sempre il bagno, come lei. Ma trova sta circo, di figlio, biscotto e menì, e ci diamo figlia, biscotto e menì. Corriamo una rusa, biscotto e menì, e trovare la circo, di figlio, biscotto e menì. E un po' allora le Befè, biscotto e menì. Vicino cancella circo di figlio biscotto e menì. Datemi a vostra figlia, biscotto e menì. Allora ha trovato lo re Befè, biscotto e menì. E tu fai uso biscotto e menì, tu a una figlia, biscotto e menì. Capina circo di figlio, biscotto e menì, ti dare la bella che una figlia, biscotto e menì. Ma va bene! O vedi che sei un caroso, uso biscotto e menì. Allora, non fate in tempo, imparo la memoria. Questa terra ispirata, sola e mente cancia mai, manco pinura. Fino ai giorni sono lenti a nascere, perché l'aria è difficile e non fa crescere. I nostri testi sono come bolognini e se passa il tempo all'urbina. Signori, che vi sentite esperti, non vi state corallati e tenete a me c'è la bocca, la mente aperta. Io dico che sta terra disperata è sola e non può cangiare mai. Se non diventiamo gente di rispetto, ma il rispetto giusto è sentimento, non è potere, è manco scandalo. Che lo faccia per tutti, chi lo sappiamo. Ma tanta nulla si muovono per tempo. Da non c'è la mano a ste paesamenti, che lo bisogno è tanto e di renti non resta niente. Ma Dio eterno, che vive e provvede, sempre una manuzza ne va a dare, e alle viucche va a tenere attuppate. Capite? Quindi avanti si fa la direttrice non è russo perché nel libro si parla tantissimo della donna, in cui la donna è la figura centrale. Addirittura Dante Alighieri nel Purgatorio lui cita la figura angelica, così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche salivano e ricadeva in giù dentro e di fuori, sopra candido veli cinta d'oliva, donna ma apparve sotto verde manto vestita di color di fiamma viva. Ed è una bellissima citazione che il direttore Aronica ha fatto. E così, cioè, vedete i libri, soprattutto a volte tanto di cappello per chi scrive, veramente chi impiega, perché il direttore Aronica, oltre ad aver impiegato tantissimo tempo, ha speso anche tantissimi denari per stampare questo libro. Quindi i libri vanno letti ma anche vanno regalati. Così io tempo fa ho voluto regalare, ho comprato un libro per me e un libro l'ho voluto regalare, tipo una catena Sant'Antonio. Se ognuno di noi facesse queste cose sicuramente la cultura spazierebbe. E quindi ho voluto regalare un libro a un mio carissimo amico. E lui dopo un giorno mi telefona e mi fa: sai, ho trovato una bellissima poesia, qui parla della donna. Prima l'incontro tra l'uomo e la donna era soltanto, diciamo, ammessa, si poteva fare, ma come una scambiata d'occhio, non più di tanto. Eppure, cioè, vedete come il direttore Aronica ha scritto: domenica mattino ti vestiste, tutta di bellezze t'adornaste, alla messa culturale inglese e alla tua mia ti inginocchiaste, e con lo chiuso zio mi faciste, che la persona mia la bassa amaste. Come finì la messa ti ingliste, chi
vampi, milocori, grassasti. Vedete che bellissima. E se mi sono innamorato e concludo che è stato scartato per morire. Tu avvicinano categoricamente, questa bocca, ve ne danno niente, l'uomo tinte te parlano biglietti, tanno famante, te la desideri. Si sta sprando di mina, lo sa velocemente, lo tuo giardino ti resta vacante. Le parenti tue sono convinti, che non ti posi né per mugliere e né pamante. Grazie.